Molti anni fa Paolo Vai aveva avuto già dei problemi con un'altra donna. Lo racconta al telefono il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Ho saputo che non era seguito da servizi sociali, ma una ventina d'anni fa, prima del 2000, anni 90, la convivente aveva avuto un qualche forma di assistenza per problematiche sue personali. Adesso non, non le so specificamente, però aveva avuto dei problemi, era stata seguita. Uomo di poche parole, probabilmente violento, così ce lo descrivono i vicini di casa in via Calderomani. Nella stradina dove abitava non frequentava nessuno, scambiava qualche parola solo con i familiari della sua compagna, ma poi più nulla. Una persona silenziosa che ogni mattina prendeva lo scooter per rientrare soltanto la sera. Molto attivo invece era sui social. Su Facebook aveva pubblicato il suo ultimo post. Meglio un buon divorzio che un pessimo matrimonio, aveva scritto. Forse immaginava qualcosa, l'ennesima lite con le persone con le quali divideva l'abitazione. E così sarà stato il preludio alla morte, conclusasi nel modo più tragico. Prima preso a bastonate e poi soffocato. Una comunità sorpresa e scossa. Mi riferiscono che spesso i vicinati sentivano che c'erano delle discussioni anche violente, pesanti, violente, rumorose. In pochi invece hanno voglia di commentare cosa sia accaduto. Erano più conosciuti i parenti della donna che l'uomo. Come ha saputo la notizia? Della signora Cornelia. Che conosceva i vicini di casa? Sì, era sua figlia. La riconosceva? No. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause che ha portato alla morte dell'uomo, mentre le donne trasferite in carcere nei prossimi giorni saranno ascoltate nuovamente dal magistrato.